Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares. Tema, ovviamente avete capito, le palestre, tema le piscine. Dovevamo vedere il lancio dopo 10 anni che la NASA avrebbe dovuto fare, è stato rinviato a sabato sera, mi diceva Denis, alle 21:30. Elisabetta, novità dal web? Allora, ti dico che si è concluso con un nulla di fatto l'incontro tra governo e regioni, le 5 regioni che vanno al voto sull'Election Day. Quindi c'è stato questo incontro tra il ministro dell'Interno, Lala Morgese, con i governatori delle regioni, quindi De Luca della Campania, Emiliano della Puglia, Toti della Liguria, Zaia del Veneto e Ceriscioli delle Marche, perché il governo, come sai, vorrebbe svolgere le elezioni appunto il prossimo 20 settembre. Però i 5 governatori vogliono anticipare la data magari alla fine di luglio, una data il 20 settembre che forse anche al nostro assessore Bonavina, esatto, insomma, non farebbe tanto piacere. Esatto. E quindi gli chiedo appunto se dovesse essere, cosa ne succede appunto, cosa alla maratona, alla Padova Marathon. E poi, se poi puoi rispondere, l'altra cosa che vi segnalo è che dal 1° giugno in Serbia ricomincia il campionato di calcio e qui, fino alla conclusione, che sarà il 20 giugno, il pubblico potrà assistere alle partite appunto negli stadi rispettando la distanza di 1 metro tra uno spettatore e l'altro. Penso se si scontrano gli ultras di una parte con l'altra, mi viene a sorridere, però ormai. La risposta sul 20 di settembre? La Padova Marathon è fissata per il 20 settembre, per cui anche se c'è contemporaneità, la mattina andiamo uno può andare a votare esatto, andiamo a fare tutti la maratona e dopo andremo il pomeriggio a votare. No, quindi tu fai la maratona dei 40 km? Io guarda che mi sono allenato con Alessandro Fabian a proposito del triatleta, per cui con la schiena che ti ritrovi, con la schiena che ti ritrovi, va bene. Esatto. Boretto, il centro congressi, cosa succede a Abano? Lei tocca un tasto veramente delicato. Il centro congressi ad Abano... Arrivano i nigeriani e hanno preso tutto, lì cosa succede? Lì è un problema perché la destinazione turistico e termale di Abano Terme potrebbe venire definitivamente compromessa, ma non tanto perché queste persone sono di origine nigeriana, ma perché l'attività che andrebbero a svolgere in questo centro congressi Pietro d'Abano mal si concilia e mal si sposa con la destinazione turistico termale. Quello che sta succedendo effettivamente ha del paradossale. Abano non ha uno spazio coperto dedicato a congressi, a manifestazioni dove il pubblico, diciamo così, si siede in una platea. La Cofiter, questa società che ha la proprietà del teatro congressi, in tempi non sospetti, già dal 2015, ma poi anche successivamente a gennaio del 2019 e anche più recentemente ha proposto al Comune di Abano di acquisire il centro congressi che sarebbe a disposizione della collettività e quindi anche di un turismo che c'è ad Abano. Il Comune si è disinteressato, naturalmente il bene è stato messo in vendita con delle agenzie e le agenzie hanno trovato questi acquirenti. È evidente oggi che, tra l'altro nella compagine di questa Cofiter c'erano a suo tempo molti albergatori, ma adesso non ci sono più gli albergatori di una volta, che o hanno smesso o hanno ceduto le loro attività e quindi sono disinteressati al proseguimento e hanno trovato la possibilità di vendere. Noi stiamo cercando purtroppo di fare un'accordata assieme ai commercianti che sono molto spaventati perché oltre al Covid adesso si troverebbero questa realtà proprio in centro ad Abano, dove abbiamo già altre 2 situazioni di degrado. Mi ha fatto la domanda, però devo un attimino. E quindi stiamo cercando di fare, diciamo che quello che è mancato è il direttore d'orchestra, cioè l'amministrazione, il sindaco del territorio, che doveva, una volta contattato, una volta sollecitato, doveva comunque farci sedere tutte le categorie, gli interessati, quelli che hanno, diciamo, interessi sul territorio, attorno a un tavolo per trovare una soluzione.
Oggi, se questa soluzione non viene trovata a favore del turismo termale, questo significherebbe veramente condannare Abano. Avete poco tempo, però potete ancora farlo. Quindi lei non è così semplice, perché è stato firmato una promessa di vendita, un preliminare quasi, quindi è stata versata una caparra, quindi bisogna raddoppiare la caparra, aumentare il prezzo e abbiamo tempi stretti. Ma le domando, Barreto, non lo sapevate prima che ciò accadesse? Che questo noi lo sapevamo, ma infatti è successo che noi stavamo lavorando, poi è successo il Covid e devo dire che anche noi come imprenditori ci siamo anche distratti da una situazione emergenziale, perché tenga presente che sono 3 mesi che tutte le strutture sono chiuse con tutti i costi che corrono. Si citavano prima le piscine, gli alberghi, ci sono oltre 250 piscine in meno di 90 alberghi. Queste sono dovute, hanno continuato l'attività normale del funzionamento della piscina e questo ha generato costi, ma gli alberghi stessi tra guardianie e altre cose hanno rappresentato per gli imprenditori un peso è irrimediabile? E ci siamo distratti, probabilmente tutti, mi ci metto anch'io come responsabile, ma però diciamo così, se il nostro sindaco, se la nostra amministrazione avesse avuto una sensibilità maggiore, anzi una sensibilità perché non è che ne ha avuta poco, non ne ha avuta proprio per niente, noi probabilmente insieme avremmo trovato una soluzione. Oggi se ci troviamo la chiesa carismatica nigeriana, che tutte le domeniche e il sabato porterà la gente in quel posto, che farà i suoi mercatini, si siederà per terra, lei capisce che sarà una loro tradizione, saranno i loro vestiari, tutto quello che vuole, però distribuire pacchi per chi non ha da mangiare, per i poveri, è contro il turismo, non è così. Però... Quindi già ci sono problemi ad Albignasego, li stiamo portando ad Abano e quindi guardi, mi credo, sono molto arrabbiato per questo, perché questo è peggio del Covid, perché questo non passa. Ho capito, però io dico, ha ragione, però dico che dovevate anche intervenire. Ho capito tutte le problematiche che ci sono, però visto che di una gravità peggio del Covid, potevate anche intervenire prima, cioè mi domando... Conosco troppo bene Federico Barbierato per pensare che si sia disinteressato, a questa situazione. Si è disinteressato perché un sindaco è responsabile di ciò che succede sul proprio territorio. Su questo non c'è ombra di dubbio. Perché? Non c'è ombra di dubbio. E quindi se siamo arrivati a questo è perché effettivamente c'è stato del disinteresse. Un privato cerca l'interesse proprio, ma il sindaco deve trovare l'interesse, deve custodire e difendere l'interesse di una comunità. Al di là di quelle che sono le appartenenze politiche, perché adesso lasciamo però mi scusi, è un amico Federico anche per me, l'abbiamo sostenuto, però a un certo punto questo è un grave episodio che potrebbe veramente segnare una svolta per il nostro comune di Abano su questo ha tutte le ragioni del mondo, però faccio una domanda a Barreto. Nel momento in cui il sindaco dice io questo centro congressi non posso più mantenerlo come comune, lo vendo, i cittadini di Abano, gli albergatori di Abano lo avranno saputo, no? E se nessuno va a acquistarlo e il comune deve cederlo, lo cederà a quello che verrà a dare dei soldi? Ma non è stato il comune che l'ha ceduto, è una società privata, sì, ma, è diversa la cosa. Ma di chi è la gestione della società privata? Ma sì, che ha offerto alla collettività la possibilità di acquisire il bene. Ma la proprietà di chi è, mi scusi? Di una società privata. È di una società privata il centro congressi, non è del comune o della provincia? Non lo sapevo. Secondo il mio parere, il sindaco pensava che gli albergatori fossero interessati a comprare. Gli albergatori pensavano che il comune fosse interessato. C'è stato un po' di confusione nel momento del... Guardi, l'anno scorso quando sono stato interessato abbiamo trovato anche una buona opportunità. Sì, l'orchestra del Veneto cercava un posto dove fare le prove e mi chiese all'epoca, io felice lo portai a conoscere i proprietari e lo mandai a parlare con il sindaco, perché l'orchestra del Veneto per noi sarebbe stato più che interessante averla come sede ad Abano Terme per fare le prove. Loro si erano già offerti anche con l'offerta gratuita di 10 concerti all'anno di questa orchestra, che poi gira il mondo, quindi è una cosa importante, e per noi sarebbe stato un plus. E da lì effettivamente, adesso io non posso raccontare tutto, però effettivamente ci sono stati dei passaggi che... Barreto, è rimediabile la cosa? È rimediabile, ma è ufficiale il prezzo che è stato venduto? È rimediabile. Adesso probabilmente... È rimediabile perché... bisogna trovare i soldi. Ma non dice tanto come dice lei, Bardelli, dice che non è proprio
proprio rimediabile. Non è tanto, bisogna fare questo e bisogna trovare un po' di buona volontà da parte di tutti, si fa una squadra e sì, perché io sono d'accordo che speriamo si rimedi. Al centro di Abano che per quanto invece riguarda l'apertura dei centri termali, noi ci stiamo dando da fare. Rapidamente, sì. Noi apriremo, cominceremo ad aprire, molti riapriranno entro il mese di giugno, alcuni, perché saremo sotto al 30%, poi probabilmente già a fine luglio avremo la possibilità di aprire magari con le vacanze. C'è stata qualche prenotazione negli alberghi per agosto almeno? No, al momento è tutto fermo. Anche coloro che dovevano aprire hanno spostato di 6 o di 12 giorni adesso l'apertura perché non arrivano prenotazioni, la gente non prenota. Tra l'altro c'è un problema molto serio che è un problema concreto, oggettivo. Molte aziende nel mese di agosto non chiuderanno per ferie perché hanno già scaricato le ferie dei dipendenti nei mesi che siamo stati chiusi e quindi noi ci troveremo poi la seconda metà dell'anno con gli stranieri che non verranno fino al 31 del 12 e questo è già certo, con i problemi anche dell'Austria che non vuol far passare eccetera. Con tutte le problematiche, certo. E in più troveremo anche che molti italiani o per fatto economico o perché devono lavorare, perché le imprese vorranno recuperare il tempo perduto, non potranno Credo che la maggior parte delle aziende, turismo compreso, voi molto di più, ma il minimo che ha perso l'azienda di quelle che ho sentito importanti, il 50% del proprio fatturato l'hanno perso tutto. Voi in questo caso avrete perso il 100% in questi 3 mesi. Quindi va bene, chiudo, ringrazio l'assessore Diego Bonavina, grazie anche a Emanuele Boaretto, grazie a Fabio Cremonese, grazie anche a Gianfranco Bardelle, grazie di aver stati qui fino a quest'ora, in bocca al lupo per le vostre attività. Saluto Elisabetta Corazza dalla redazione. Saluto te Giorgio, ringrazio i nostri ospiti e chi ci ha seguito da casa, a cui do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Primus Inter Pares in cui analizzeremo ancora il coronavirus e le ripercussioni di questa pandemia in una determinata categoria. Perfetto, saluto anche Dennis, grazie Dennis. Grazie, una buona notte anche da parte mia. Saluto anche Marco e Claudio che hanno lavorato in redazione, vi ricordo domani l'appuntamento 12:30, il telegiornale nostro con il consueto appuntamento con la protezione civile di Marghera dove ci sarà il governatore che darà i numeri della giornata, i numeri nel senso ovviamente speriamo sempre meno di quello che stanno colpendo i nostri veneti sul nostro territorio. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni. Il valore della scelta.